Sono in tanti, tantissimi, sin dalle 6 del mattino, fuori dal Pala Luxottica, in attesa di entrare nella Camera Ardente per rendere omaggio a Leonardo Del Vecchio. Ci sono i cittadini di Agordo e di tutta la valle, e poi loro, i lavoratori di Luxottica. C'è chi stringe in mano un mazzo di fiori, chi fatica a contenere la commozione. Nella mente i ricordi del loro presidente, mentre sul maxischermo scorrono le sue immagini. Lungo il percorso tante generazioni di dipendenti del gruppo, chi ha lavorato per oltre 30 anni negli stabilimenti bellunesi. Tutto, perché tutto quello che c'è qui nella provincia di Belluno ruota attorno a Luxottica e quindi chiaramente dobbiamo tutto a lui. Ci ha dato tutto, non solo materialmente, ma soprattutto l'umiltà ce l'ha trasmessa proprio lui e l'amore per il nostro lavoro soprattutto. È una persona speciale, non avevamo timore di lui. Un grande uomo e basta. Per la nostra vallata è stato tutto. Come un padre per noi, come un secondo padre. Ho fatto 41 anni anch'io, ho iniziato nel 71 e insomma è una grande perdita. Una persona umile, ci salutava sempre. Abbiamo perso un pezzo di famiglia in un certo senso. È stato un uomo soprattutto umano, che è semplice, un uomo semplice. E poi c'è chi è entrato da pochi anni nel mondo Luxottica, ma oggi ha voluto essere qui per salutare e soprattutto dire grazie a Del Vecchio. Io sono siciliana e Del Vecchio mi ha aperto un mondo, grazie proprio a Luxottica. È da poco, da 2 anni che sono qui, però mi ha dato tanto. Sì, spero di rimanerci il più possibile. Ma a rendere omaggio al presidente anche tanti cittadini di Agordo e non solo. Sono un abitante di questo paese e bisogna dire grazie a lui per tutto lo sviluppo che ha avuto il paese stesso. Ho sempre ammirato l'operato di questa persona che ha fatto tanto per la provincia.